Allora, siamo con Andrea Fantozzi al termine della partita con il Trissino. Allora, risultato nel finale pesante. Che cosa secondo te ha fatto la differenza stasera? Parlavamo fuori onda di un po' di stanchezza per la partita di giovedì. Sì, intanto buonasera a tutti. Sicuramente un po' di stanchezza sulle gambe si sente perché abbiamo giocato a Santomer, che è un fondo di gomma molto duro. Poi quando trovi una squadra subito la domenica così attrezzata, così dinamica, è difficile mantenere un risultato, diciamo, a breve distanza tra l'uno e l'altro, però siamo sempre in gara per 3 competizioni e proviamo a conquistare il massimo che possiamo. Ecco, mi hai anticipato la domanda successiva, volevo proprio dire questo: Lodi che veniva da 11 risultati positivi nelle ultime 12, quindi continuità grande in campionato l'avete trovata, siete come Trissino agli quarti di finale di Champions e non possiamo che farvi complimenti, c'è la Coppa Italia, insomma ci sono tante cose, quindi siamo in un momento della stagione in cui c'è ancora tanto da scrivere per il futuro del Lodi. Sì, siamo contentissimi per essere quarti, comunque siamo tra le 8 migliori d'Europa, è un orgoglio anche per noi giovani che comunque praticamente, a parte Grimalta, è la prima volta che ci affacciamo in questi, insomma, palcoscenici europei e niente, siamo contenti. Poi noi dobbiamo continuare a fare la nostra strada senza, non so, mettere l'asticella troppo in alto, perché sappiamo le nostre capacità e niente, continuiamo così. Bello per chiudere, giocare in un palazzetto pieno, tifo da una parte, tifo dall'altra, è comunque stimolante per chiunque. Sì, bellissimo, complimenti alle tifoserie, in primis a Lodi perché ci seguono ovunque, anche appunto giovedì in Francia, in un posto un po' desolato, e complimenti anche al Trissino che ha una tifoseria eccezionale. Noi ringraziamo Andrea e facciamo un grande in bocca al lupo a Lodi per i prossimi impegni.